Amici di Radio Anguest, un buon weekend. Siamo con l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini. Assessore, ben ritrovato. Un buongiorno a te e anche a tutti i radioascoltatori. È un piacere averla qui in Radio Anguest. La stagione è ufficialmente partita. Le novità di Lignano Sabbiadoro 2021 quali saranno? A proposito di eventi. Prima di tutto ospiteremo anche quest'anno Radio Company e questo ci fa molto piacere. Le manifestazioni iniziano col 3 giugno con il concerto di Emma, poi avremo altri concerti che purtroppo dobbiamo aspettare ad annunciare perché prima lo deve fare il cantante, poi possiamo annunciarli noi, però abbiamo bei concerti in vista. Poi abbiamo anche la Cristina D'Avena che prende dai ragazzini giovani agli adulti fino alla mia età perché guardavamo il cartone animati insieme ai bambini. Ed avremo un palinsesto veramente molto pieno, la maggior parte degli spettacoli si svolgeranno in Arena Arte Adria, però stiamo programmando qualcosa anche per Zona Beach Arena, no? Insieme alla Lignano Sabbiadoro Gestione, con la quale da anni e anni stiamo collaborando insieme per cercare di animare il più possibile la nostra località, anche in questo periodo. Per quanto riguarda le strutture ricettive come la spiaggia, come gli alberghi e sicuramente tante altre, che cosa ci dobbiamo aspettare da Lignano per il 2021? Intanto siamo diventati come Friuli Venezia Giulia zona bianca e questo ci permette di avere una possibilità di utilizzo delle strutture, dei locali, dei ristoranti, dei bar, ma anche della spiaggia in maniera un po' più ampia rispetto alle altre regioni che sono ancora in zona gialla. Però questo non ci deve far abbassare la guardia, per cui tutte le distanze che erano state previste lo scorso anno, per quest'anno le manteniamo uguali, quindi cerchiamo sempre di mantenere il distanziamento, l'uso della mascherina per strada fino a quando sarà obbligatorio, anche se mi arrivano voci che probabilmente dal 26 giugno, dal 1 luglio, probabilmente si potrà viaggiare senza mascherina. E comunque abbiamo le pattuglie in giro che provvedono ad avvisare quei pochi turisti, specialmente gli stranieri che da loro non usano già la mascherina, all'aperto non la usavano anche, ad utilizzarla proprio per evitare non diffondersi dei contagi perché siamo a contagi zero, ma quantomeno ad osservare quelle regole che in questo momento ci vengono imposte, per cui se sono imposte noi le dobbiamo rispettare. Comunque ci aspettiamo una bella stagione perché le prenotazioni ce ne sono parecchie e stanno continuando i turisti a telefonare. Dal 19 giugno siamo quasi pieni, luglio mi dicono tutti che è esaurito, agosto ancora qualche posticino ma non tanti se ne trovano, settembre sta andando abbastanza bene. A proposito di turismo che arrivano dall'estero e dall'Italia, dopo quello che è successo dopo un anno, dopo la paura che gli stranieri magari non potessero ritornare in Italia, a Lignano, cosa sta accadendo? Chi arriverà? Quale turista arriverà a Lignano quest'estate? Per quello straniero che deve arrivare, ma immagino anche quello italiano. Allora, i nostri turisti affezionati, quelli tedeschi e austriaci, vengono a prescindere da qualunque regola venga loro imposta perché sono veramente molto affezionati alla nostra località. Noi lo scorso anno abbiamo avuto un aumento di turisti italiani perché non potendo andare all'estero hanno scelto le nostre località, molti dei quali hanno così visto Lignano con un occhio veramente che non conoscevano, per cui hanno riprenotato anche per quest'anno. Ed avremo, dal mio punto di vista, no, da quelle che sono un po' le prenotazioni che vediamo in questo momento, un 60% di italiani, l'anno prima erano sul 50% e un 40% di turisti stranieri, tedeschi e austriaci, mentre dei paesi dell'est che oramai stavano diventando turisti anche loro consolidati, gli arrivi sono molto minori perché hanno ancora problemi più che in fase di venuta verso l'Italia, in fase di rientro e sono un po' più restii a prenotare. Anche quest'anno Lignano Sabbiadoro ha ricevuto il premio della bandiera blu che è un sinonimo di spiaggia pulita, di ottimo servizio. Nelle altre attrazioni turistiche invece quali sono e le chiedo se siete stati attenti a questo aspetto, l'aspetto green. Conosco molto bene l'argomento perché ho fatto anche per 10 anni l'assessore all'ambiente, no? Quindi partecipando a tutte quelle che sono le iniziative per la bandiera blu, la quale ti viene assegnata per i motivi che tu hai giustamente specificato, ma anche
devi fare sempre qualcosa in più rispetto all'anno precedente, perché se tu ti fermi su quello che hai fatto l'anno precedente non ti viene riassegnata, anche se hai l'acqua pulita, la spiaggia in ordine, e quindi devi aumentare il numero delle piste ciclabili, devi aumentare il numero delle piante che utilizzi, devi cercare di anche progredire in un senso green vero e proprio della località, quindi colonnine per le auto elettriche, e quindi mettere in atto tutta una serie di iniziative che devono cercare di migliorare l'ambiente in senso generale, non solo riferito al mare e alla spiaggia. E sono iniziative che noi ogni anno mettiamo in campo come amministrazione, e anche quest'anno avremo 9 piste ciclabili, ad esempio quella di Viale Verona, abbiamo finito il tratto sul Lungolaguna, ne abbiamo fatte altre a Pineta e a Riviera, e stiamo lavorando. Io personalmente ho preso l'auto elettrica proprio per dare un esempio anche ai cittadini, in modo da indirizzare verso un metodo di pensiero green, e quando tu dai l'esempio è molto più facile che la gente ti segua, anziché dire ai cittadini armiamoci e partite, no? E per cui stiamo lavorando in questo senso qua, e credo che i risultati ci diano ampiamente ragione, anche perché siamo arrivati al limite della 30ª bandiera e sono 2 o 3 i comuni che possono vantare un simile risultato. Noi vi facciamo i complimenti anche per questa bella iniziativa, dall'esempio a fare. Tutti gli amministratori dovrebbero essere come lei proprio per prendervi come punto di riferimento. Io la ringrazio e ovviamente le auguro un buon lavoro e una buona estate 2021 a Lignano. Grazie Assessore. Benissimo, ci vediamo sul parco a Lignano, dove allieterete i nostri turisti in maniera magnifica come sempre. Arrivederci. Ciao.